Buonasera, benvenuti a questa puntata di Effetto Serra, talk show su social. Oggi puntata dedicata speciale elezioni regionali del 25 febbraio. Parliamo con Lorenzo Cozzolino, candidato appunto alle elezioni regionali che si terranno il 25 febbraio prossimo a sostegno di Alessandra Todde, presidente delle file del Partito Socialista Italiano Sardi in Europa. Innanzitutto, ovviamente la prima domanda è d'obbligo: perché decidere di candidarsi al Consiglio regionale? Beh, intanto io ho un'esperienza dal punto di vista sanitario pubblico di 35 anni di attività, e poi secondariamente io vengo da una consigliatura regionale, anzi 2 consigliature regionali, e vorrei cercare di aiutare la nostra presidentessa, speriamo che si vinca, diciamo così, a migliorare la nostra sanità pubblica, che è veramente arrivata al fondo. Okay? Temi importanti, abbiamo detto la sanità in primis. Ecco, da medico, quindi da professionista del settore, prima ancora che da ex amministratore pubblico, che cosa andrà a fare? Qual è la sua idea di Sardegna? Intanto io sto girando i paesi della Sardegna e il problema più grosso per i sardi è la sanità. Non si possono curare, tempi lunghi per poter fare o una prima visita o una visita di controllo, ospedali che non funzionano, pronto soccorsi che stanno scoppiando, e a quel punto la Sardegna ha bisogno di riprendere in mano la sanità pubblica, perché è giusto. Perché? Perché molti purtroppo sono costretti a mettere in mano al portafoglio perché la struttura pubblica non sta funzionando. E dobbiamo intervenire in vari, diciamo così, ambiti. Intanto dobbiamo programmare, la programmazione vuol dire tempo, e oggi i sardi ci chiedono: sì, fate una programmazione di 2, 3, 4 anni, però noi abbiamo bisogno di risultati immediati, che sono, ripeto, primo, il fatto che dobbiamo diminuire il tempo per quanto riguarda le prenotazioni. Il primo errore è stato quello di fare un CUP centralizzato, cioè sino al 2007 il CUP, cioè il punto di prenotazione, era in tutti i presidi, sia ospedalieri, sia poliambulatori, sia consultori, e potevano smaltire la risposta di salute, la domanda di salute. Mentre oggi con un CUP unico noi purtroppo pazienti vanno e sono deviati verso chilometri di distanza rispetto al loro domicilio, perché non si riesce a dare risposte locali. Questa è la prima cosa. E si può fare in maniera incredibile, ritornando indietro, cioè cancellando, secondo me, l'errore del CUP unico. Un'altra cosa importante che si deve fare: mettere in mani agli ospedali di zona disagiata. Cosa sono gli ospedali di zona disagiata? Sono quegli ospedali che si trovano in zone veramente disagiate, esempio Isili, esempio Muravera, esempio La Maddalena, dove oggi molti servizi sono scomparsi, dal pronto soccorso alla chirurgia, la radiologia, l'ortopedia, i laboratori di analisi. Se noi non potenziamo di nuovo questi ospedali di zona disagiata, in periferia noi non avremo risultati, perché solo i poliambulatori in periferia, solo le case della salute e solo i consultori non possono rispondere a una domanda di salute così alta come sta verificandosi adesso. Il tema della sanità è importante, ma non solo. Quali altre idee per la Sardegna ha Lorenzo Cozzolino presentandosi agli elettori? Beh, intanto la continuità territoriale. Noi siamo penalizzati perché rispetto sia all'Europa sia all'Italia i sardi devono pagare uno scotto molto elevato. E allora bisogna riprendere in mano questa continuità territoriale, far sì che non abbiamo solo la possibilità di andare a Roma, a Milano, ma utilizzare anche altri punti importanti. Primo. Secondo, la tariffa unica è saltata, non ha senso. Io sono del parere che bisogna fare 2 tariffe, una per i residenti e una per i non residenti. Ma la cosa più importante, oltre la tariffa per i passeggeri, è le merci, cioè da e per la Sardegna costano molto di più, cioè i nostri prodotti andando fuori
dalla Sardegna, ahimè, hanno un costo molto più elevato, e questo è importante, lo dobbiamo fare per favorire lo sviluppo della nostra economia regionale. 4 candidati presidenti, 1400 candidati al Consiglio regionale per 60 posti. C'è questo boom, diciamo così, di appeal della politica, oppure è semplicemente forse come posso dire, una voglia nuova di ridarsi una chance? Che impressione ha avuto? No, io sono del parere che la democrazia è bella perché varia, dunque avere tante persone che si mettono in gioco vuol dire che finalmente hanno preso coscienza che bisogna cambiare rotta in questa Sardegna, e dunque no, io sono del parere che è giusto che ci siano tante persone. Poi è ovvio che alla fine l'esperienza, la professionalità, secondo me poi alla fine paga, perché l'elettore oggi è molto più attento rispetto ad alcuni anni fa. Parlavamo delle candidature, è innegabile che però la legge elettorale ad oggi non consente un'apertura della democrazia, nel senso che c'è un candidato che vince e il secondo o la seconda classificata che perde, e gli altri due non entrerebbero neanche con percentuali importanti. Questa legge elettorale andrà modificata? Va bene così com'è? No, c'è un'altra criticità di questa legge elettorale: se il presidente non prende più del 40%, la coalizione e il presidente vincente non prende più del 40%, avranno solamente 6 consiglieri in più in maggioranza. Vuol dire l'anatra zoppa, vuol dire che con 6 di differenza non è che si possa, diciamo così, governare bene. Ecco perché va cambiata anche questo punto, cioè chi vince deve avere i numeri e poter governare liberamente. Uno dei temi caldi della campagna elettorale a destra, a sinistra, a centro, tutte le forze politiche messe in campo è il principio di insularità in Costituzione, o comunque, tu hai parlato giustamente di trasporti perché è un elemento importante, però io faccio presente questo tema perché è stato un tema trasversale, approvato da tutte le forze politiche sia in Sardegna sia a Roma, però rimane ancora oggi forse un vuoto. Certo, cioè noi per adesso siamo riusciti ad essere tutti compatti, i sardi, sia politicamente sia a destra che a sinistra, e portare avanti questa nostra possibilità. L'abbiamo fatta scrivere anche nella Costituzione. Il problema oggi è chi vincerà deve andare a Roma e con Roma andare in Europa a convincere l'Europa che abbiamo bisogno di tutta una serie di finanziamenti per risolverci i problemi, sia nostri, per non essere isola nell'isola. Crede che questo possa essere fattibile, considerando che è storico, cioè stiamo parlando, la Sardegna è sempre stata un'isola, quindi sarà un passaggio ulteriore? Sì, il problema è che noi ci dicono che abbiamo un mare bellissimo, le spiagge bellissime, però il problema non è solo spiagge, dobbiamo far sì che la nostra economia cresca, e cresca togliendo il gap che noi abbiamo inferiore rispetto all'Italia e all'Europa. Un altro dei temi caldi, e che è quello in qualche modo toccato sempre riferito all'argomento sanità, è il tema della pediatria, e nel caso di Lorenzo Cozzolino, dico, lui è un pediatra per quanto in pensione, ma è sempre un pediatra, e comunque si fanno pochi figli, soprattutto nelle zone più piccole, più disagiate, o comunque nei piccoli comuni la crescita è sotto zero, non più crescita zero. A lungo andare, non lo dico io, sono i dati dell'Istat, rischiamo davvero di avere un depauperamento dei piccoli centri, addirittura a essere totalmente cancellati. Cosa si può fare? Cosa si deve fare? Allora, intanto stiamo diventando una popolazione di anziani, come giustamente hai detto tu, per cui il problema che sussiste nella pediatria è che molti bambini sono costretti ad andare fuori dalla Sardegna per curarsi. Oggi molti bambini vanno a Roma, Milano, Genova. Allora la prima cosa che dobbiamo fare è fare un ospedale pediatrico. Noi non l'abbiamo. Noi abbiamo a Cagliari un ospedale separato in 3 posti, al Policlinico, al Brozzu e al microcitemico, e questa è una vergogna, perché il vero ospedale pediatrico deve avere dall'ostetricia alla pediatria, alla chirurgia e tutte le branche. E dunque i bambini vanno curati perché concentri tutte le forze in un solo posto. E poi, secondo, un pronto soccorso pediatrico. Oggi abbiamo solo
una medicina d'urgenza non è un pronto soccorso al Bruzzo, perché non c'è l'osservazione breve, noi non possiamo tenere bambini più di 2-3 ore quando vengono al pronto soccorso pediatrico perché non abbiamo l'osservazione breve. Allora, se non mettiamo quel tipo di servizio, noi non avremo mai un pronto soccorso, ed è vergognoso che in Sardegna non ci sia un pronto soccorso pediatrico. Un altro degli elementi importanti di questa campagna elettorale, ma potremmo parlare di 10 anni perché anche negli ultimi anni è emerso, è la doppia preferenza di genere. In questa tornata elettorale, come sta succedendo nei comuni, ma come era anche nel 2019, chi vota può votare un nome maschile e un nome femminile della stessa lista, ovviamente. Questo però, nonostante le diciamo così, finalità positive, che è quella di dare la possibilità a entrambi i generi di essere presenti in tutte le istituzioni, in concreto non si è tradotto così. Anche in Consiglio regionale, nell'ultima consigliatura, la presenza delle donne non è stata così importante. Ha una spiegazione da questo punto di vista? Non lo so, pensi che la legge è importante ma magari viene applicata male, oppure è un altro tipo di pensiero? Beh, io sono del parere che le donne sono molto più sensibili, molto più preparate, però il problema è che c'è sempre comunque una preponderanza maschile nella popolazione che porta a fare questo tipo di scelta. Però devo dire la verità, oggi noi abbiamo candidato una donna, dunque per la prima volta noi avremo e speriamo un presidente donna, proprio perché la donna ha una sensibilità e all'ascolto e alla risoluzione dei problemi molto più importante, molto più tenace, decisa rispetto a un uomo. Cosa fare invece per quanto riguarda i cosiddetti fondi del PNRR? Anche perché anche questo tema è stato oggetto di dibattito politico da una parte come dall'altra. Allora, il PNRR in Sardegna, per quanto riguarda la sanità, tutti i fondi devono essere utilizzati per il miglioramento sia delle strutture ospedaliere sia della tecnologia ospedaliera, mentre invece noi, la giunta Solinas è venuta fuori utilizzando quei finanziamenti, costruendo nuovi ospedali. A noi non servono nuovi ospedali, anche perché bisogna riempirli e noi personale non ne abbiamo. Noi i soldi li dobbiamo utilizzare per quelli che sono per destinazione, sia come ristrutturazione, mettere a posto i nostri ospedali, sia comprare i macchinari, comunque la tecnologia che va riamodernizzata. La domanda ovviamente è sempre la stessa: perché ha deciso di scendere in campo? E perché voglio mettere a disposizione della Sardegna la mia esperienza di 35 anni sulla sanità pubblica, e dunque speriamo che ce la facciamo. Se volessimo dare un messaggio, un appello agli elettori, perché credo che sia importante sicuramente andare a votare, in questo caso andare a votare Lorenzo Cozzolino, ma dico in generale andare a votare, perché credo che il fattore astensionismo sia forse più rischioso. Sì, esatto. Io vi chiedo a tutti gli elettori di andare a votare, perché è giusto che decidiamo in questi 5 anni quale sarà la spinta e chi coalizione sarà che porterà avanti la risoluzione di grossi problemi che adesso sussistono ancora. Abbiamo detto 4 coalizioni in campo. Mi pare di ricordare che la presidente Todd, la candidata presidente Alessandra Todd, è supportata da 9 liste o da 10. Comunque ci sono 10, una da 10 e una da 9. Ecco, molto eterogenee, molto differenti per cultura, per storia, per affinità, sotto un'unica coalizione. Anche la candidatura di Solo ha comunque 4 liste, l'unica forse di fatto è la Chessa che ne ha solo una, esatto. E chiedo come poi cercare di riunire un domani, ma oggi stesso, tante anime differenti con tanti ovviamente contributi differenti in una sintesi. Beh, il problema è che tutti hanno sposato un programma e dunque su quel programma poi tutti si spenderanno, e da quel punto di vista verranno fuori i consiglieri che saranno eletti, e quelli che avranno più esperienza io sono certo che verranno utilizzati per migliorare appunto queste problematiche che noi abbiamo. Da consigliere regionale io ricordo che fu il primo firmatario di due proposte di legge regionale, se non ricordo male. Vuoi ricordare? Sì, una è sulla endometriosi, che è una patologia frequente in Sardegna per le donne, che
legge regionale non è ancora stata applicata, e l'altra è i disturbi specifici di apprendimento, cioè bambini che hanno problemi di grafia, di slalia, di disortografia, per cui anche questo, ed è frequente in Sardegna, è una legge che esiste e deve essere applicata. E il mio intendimento è che se dovessi essere rieletto, le due leggi saranno finanziate e saranno messe in orbita direttamente. Perfetto, siamo in chiusura. Io ovviamente ricordo ancora una volta Lorenzo Cozzolino, candidato alle elezioni regionali del 25 febbraio, quindi domenica ovviamente si vota, con il Partito Socialista Italiano Sardi in Europa. Vuoi fare l'ultimo appello, così poi chiudiamo. Io faccio sempre l'appello contro l'astensionismo. Andate a votare, perché è la cosa, è la democrazia, è la scelta, è la possibilità di cambiare questa Sardegna. Bene, in bocca al lupo per quanto riguarda invece Effetto Serra. Ci vediamo presto. Grazie ancora, buona serata a tutti. Ciao. Buona serata.